Buonasera signori. Buonasera. Avete una prenotazione? Dico, avete una prenotazione? No. Prego, da questa parte seguitemi. Ginny, lo vedi quel signore coi baffi là in fondo? Quello è l'assessore al commercio. Si è sposato nel paese di mio padre. Lo conosco. Qui ci deve essere roba buona a me. Bonifacio Angius apre questa 21ª edizione del premio Navicella Sardegna. Prego Bonifacio, regista, sassarese, sceneggiatore, attore, uno dei nuovi maestri del cinema italiano, così è stato definito da chi se ne intende. Buonasera Bonifacio. È un piacere averla qui con noi. Abbiamo visto adesso un estratto del suo primo film. So che lei è molto molto legato a questo film, forse perché è la sua prima opera. Sì, assolutamente. È un film che ha dato il via, diciamo, in maniera professionale a questa vocazione, diciamo. Quindi mi hanno chiesto di scegliere una scena autoconclusiva e ho pensato che fosse giusto scegliere questa. Questo suo percorso inizia praticamente quando lei era bambino, questa fame di cinema, questo amore per il cinema, nutrito dai suoi genitori. Sì, assolutamente sì. Io sono stato, diciamo, i miei genitori erano sempre stati dei grandi appassionati di cinema e diciamo che poi questa passione mi è stata trasmessa e li ho anche poi superati, nel senso che... Ne sapeva più lei a un certo punto, anche quando era già ragazzino. Beh sì, a un certo punto sì. E quando è che poi ha deciso, ha capito farò il regista? O era un sogno inconfessabile forse il suo? Ma diciamo che farò il regista quando tu vai a scuola e gli dici che lavoro vuoi fare, tu gli dici fai il regista un po' come se gli dici, un po' come se dicessi ma a me piacerebbe fare l'astronauta, una cosa. Quindi diciamo è un qualcosa che uno tiene nascosto e poi magari... Un sogno segreto, possiamo definirlo così. Sì, poi magari se arriva qualche risultato c'è la possibilità che diventi qualcosa di concreto, allora lì... Però fino a una certa età, quando mi chiedevano che lavoro fai, cosa vuoi fare, io rimanevo sempre, gli dicevo no, niente. Mi ha detto che quasi si vergognava, è così, di rispondere io faccio il regista. Sì, ma anche adesso in realtà, perché poi non è un mestiere, insomma, cioè è più per me è più una vocazione. È una passione grande. Sì. Quali sono stati i registi per lei importanti, quelli dal punto di vista proprio professionale? Ma sì, tantissimo. Il problema è che sono tutti morti. Non importa. Sì, no, vabbè, perché sempre ritornando al fatto che i miei genitori erano appassionatissimi di cinema, però loro odiavano così a pelle proprio, forse è una cosa che veniva anche forse dal padre di mia madre, odiava Fellini. Quindi io fino a una certa età non avevo mai visto un film di Fellini, invece poi un mio amico che poi lavora ancora tuttora con me, che si chiama Stefano De Fenu, all'età di 21 anni mi fece vedere i primi film di Fellini e lì, quando vidi La strada e poi Le notti di Cabiria, seppur siano dei modelli irraggiungibili, mi hanno fatto quasi pensare che fare il cinema fosse qualcosa di
possibile, insomma. Che effetto le ha fatto girare, portare il suo film nel mondo? Che effetto le ha fatto? Ma è sempre un effetto molto interessante, perché quando vedi una signora polacca, per esempio, che ti abbraccia piangendo, no? È una cosa molto bella, Certo. perché tu dici, ma come mai proprio in Polonia? Oppure, per esempio, per gli americani che ridevano proprio nei punti in cui Non si avrebbero doveva- riso anche i sassaresi, cioè il film ok. è stato proiettato a Lincoln Center a New York e nei punti in cui ridevano a Sassari ridevano anche lì. Quindi, Quindi proprio, a conferma che l'arte è universale. Qual è secondo lei lo stato di salute del cinema italiano in questo momento? un ottimo stato di salute. Ma io Non credo sia che, troppo diplomatico. no, ma il cinema più o meno è sempre stato in crisi, cioè non c'è mai un anno dove dicono il cinema quest'anno è una bomba, no, È è vero. sempre stato in crisi. Quindi Per avere ma contributi, l'importante no? è che più che aumentare la produzione bisognerebbe aumentare la qualità, perché a mio avviso il miglior cineasta del mondo è sempre quello che non avrà mai la possibilità di fare un film. Ovvio, ovvio. Allora, Bonifacio Angius, sentiamo le motivazioni della giuria per lei. Sassarese in chiave è regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico. Il suo primo lungometraggio, Perfidia, si è aggiudicato il premio della giuria dei giovani critici al Festival di Locarno e ha poi partecipato alle selezioni ufficiali di Montreal, Amburgo e Annecy. Con il secondo lungometraggio, il bellissimo Ovunque proteggimi, ha ottenuto una candidatura al Nastro d'Argento per il miglior soggetto e valso il premio Vittorio Gassman all'International Film Festival di Bari all'attore protagonista Alessandro Gazzale, oltre ad una serie di altri riconoscimenti, la candidatura al Globo d'Oro per l'attrice protagonista Francesca Niedda. Nel 2019 il cortometraggio Destino, di cui è regista, produttore e attore protagonista, è presentato a Venezia come evento speciale della Settimana Internazionale della Critica. Nel 2021 I Giganti, presentato in anteprima mondiale come unico film italiano in gara al Festival di Locarno, ha vinto il premio Elio Petri e il premio per la migliore regia al Festival di Annecy. Premio Navicella Sardegna 2022, Bonifacio Angius. Chiamiamo Grazie. per la premiazione Sabrina Serra, vice sindaca di Olbia. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Grazie e buonasera a tutti. Intanto io ringrazio anche quest'anno l'organizzazione del premio Navicella e in primis l'amico Franco Cucureddu per aver voluto ancora una volta portare questa bellissima serata all'interno del nostro teatro, e quindi la cornice del teatro di Portorotondo e quindi della nostra città sarà ancora una volta appunto la cornice del premio Navicella. E poi complimenti Grazie. perché secondo me per voi è un grande onore ricevere questo premio. E cosa poter dire ad un regista, un giovane regista sardo, che questo premio, questa navicella, questo teatro, il nostro territorio possano essere lo stimolo e magari anche lo spunto per i tuoi progetti futuri. Assolutamente. Quindi grazie per averci fatto ridere, devo dire la verità, ci hai divertito tanto, quindi veramente un grande in bocca al lupo e complimenti per essere entrato anche tu negli elenchi dei vincitori del premio Navicella. Grazie. Vediamo la navicella, vediamo ad Arianna, eccola. Bonifacio Angius, premio Navicella Sardegna 2022. Grazie. Grazie davvero. Grazie vice sindaca, grazie Bonifacio.
Quindi 21 abbiamo detto, 21esima edizione, 21 navicelle, 21 anni e 160 navicelle, altro che 21 navicelle. Le abbiamo contate per altrettanti personaggi che si sono avvicendati in questi lunghi anni. Comune denominatore di tutte queste persone è la passione per la Sardegna e la grande responsabilità di aver portato il nome della Sardegna nel mondo, grazie al proprio talento, grazie alla propria arte e grazie al proprio sapere. E ogni anno la giuria cerca nuove persone e ogni anno si trovano, ogni anno dobbiamo dire, 6, 7, a volte anche di più, talvolta davvero bisogna, addirittura si programmano gli anni. La nostra giuria, che come sapete è costituita da personaggi di spicco della comunicazione, della cultura, e lavora davvero alacremente ogni anno per avere un livello alto di questo premio. E davvero questi personaggi ci fanno capire la grande ricchezza che noi abbiamo in Sardegna, che va riconosciuta e quindi va premiata. Hanno ricevuto la navicella in argento, lo ricordiamo, che è realizzata dalle abilissime mani dell'orafo Bruno Busonera, a scienziati, architetti, pittori, artisti, poeti, uomini delle istituzioni. Davvero abbiamo un elenco lunghissimo. A questi e a tutti gli altri premi Navicella un grande applauso e un grande grazie. Il prossimo premiato è cagliaritano, studi in Sardegna, lascia l'isola per confrontarsi con il meglio nel suo campo, nel mondo. Oggi lavora all'ospedale di Lunenburg in Germania ed è uno dei massimi esperti di chirurgia andrologica. Roberto Olianas. Buonasera anche a lei, benvenuto. Diamo il microfono, grazie. Mi ha fatto molto piacere con lei qualche giorno fa. Ho scoperto alcune cose che stasera vorrei raccontare, che come dicevo al dottor Olianas magari non ci sono nel curriculum vitae che trovate su internet. Intanto lei è nato a Cagliari, ma poi ha trascorso i primi 5 anni della sua vita sull'Asinara. Sì, perché mio padre lavorava lì. Era un agente di custodia, un falegname, e faceva questo lavoro. È stato un periodo bellissimo, perché vivevamo lì, 250 famiglie, quando l'Asinara era una casa di cura, di riabilitazione, in grossa parte, penso, ma ero piccolo, però stavo bene. Il medico ha sempre una missione, no? Come tutti noi sappiamo, che è quello di naturalmente salvare le vite, che è quello di curare le malattie, ma anche di restituire in molti casi anche la dignità a un paziente. E la branca di cui lei si occupa ha molto a che vedere con questo, cioè restituire, come diceva prima, la qualità della vita alle persone. E a lei si rivolgono anche persone giovani, è così? Sì, diciamo che sono persone di tutta l'età, dai bambini, dalla chirurgia dei bambini fino alla chirurgia degli adulti. Sono problemi sociali, a volte anche psicologici. Non dimentichiamo che nella branca urologica, come in tante, c'è una grossa componente psicosomatica che fa parte del nostro gruppo. Anche con i pazienti oncologici lavora? Senz'altro, sì. Noi abbiamo un centro del tumore della prostata e un centro dei tumori urologici, e lì, cioè noi, non sono io, è un gruppo, cioè c'è lo psicologo, c'è il psicologo oncologo, c'è tanti altri che devono lavorare con noi, da soli non si può. Torniamo invece in Sardegna. Il suo rapporto con l'isola, diceva che i suoi figli sono nati e cresciuti in Germania, ma vengono sempre qui volentieri, lei torna spessissimo. Allora, diciamo che io tornavo, fino a che mia madre viveva, 5, 6, 7 volte all'anno, cioè quando spesso vengo impegnato in Italia e quindi lavoro il venerdì o per dei colleghi o dei meeting, e poi dopo prendevo un aereo e scendevo. Adesso con gli ultimi 2 anni è cambiato un po' per il Covid, anche perché uno ha paura di non rientrare per tempo, il lunedì si va avanti. C'è qualche problemuccio di voli, diciamo, di collegamenti con la Sardegna? È cambiato molto la possibilità di muoversi. Sì. Sentiamo le motivazioni della giuria per lei.
Nato nel 1957 a Cagliari, nella sua città è cresciuto, si è laureato in medicina con 110 e lode, ha sostenuto l'esame di Stato ed ha frequentato la prima scuola di specializzazione in urologia. Quindi si è trasferito in Germania, dove, a parte una breve parentesi presso l'ospedale San Martino di Oristano, ha operato presso le cliniche urologiche di Magonza, di Schwelm e di Amburgo. Attualmente è primario di urologia presso il Policlinico di Stato di Lunenburg, nella Bassa Sassonia, e ricopre la carica di presidente del congresso della Società Tedesca degli Urologi. Il suo legame con la Sardegna non è mai venuto meno, consolidato dai pazienti che dall'isola si recano da lui per consulti, visite ed interventi operatori. Premio Navicella Sardegna 2022, Roberto Lianas. Premia Mondino Ibba, che fa parte della giuria del premio Navicella Sardegna. Buonasera Mondino, ben ritrovato. Io voglio dire soltanto una cosa riguardo al dottor Lianas, che prende spunto come dire, dalla sua formazione familiare. Lui faceva riferimento a sua mamma che faceva la sarta. Il dottor Lianas ha raccolto una parte di questa eredità, perché lui poi in realtà in qualche modo lui non fa il sarto ma ricama in sala operatoria, ma tutti i giorni ricama, e questo credo che sia un grande merito e un grande pregio. Veniamo con la nostra navicella, Yasmin. Premio Navicella Sardegna 2022 a Roberto Olianas. Ancora complimenti, è stato un piacere, grazie a Mondino Ibba. Il prossimo premiato è uno storico, epigrafista di fama internazionale, esperto e grande amante dell'antichità classica, Attilio Mastino. Buonasera, è un grande piacere, tra l'altro lei ci segue ogni anno, vediamo il microfono, grazie. È davvero un piacere. E lei è un grande studioso delle province romane nel Mediterraneo, e con un occhio d'attenzione particolare, come diceva lei, all'Africa. Sì, noi scapiamo da anni, sono in sala alcuni colleghi che hanno scavato con me nel territorio di Cartagine, ma poi abbiamo lavorato anche in Marocco, in Libia e in Algeria. E poi insomma più in generale abbiamo lavorato su altre province romane come quelle delle province dell'area danubiana. Ecco, ha studiato anche le rotte tra Cagliari e Cartagine. Sì, c'è una scoperta recente che è stata fatta a Trapani. Conoscevamo già la presenza di una rotta Trapani, Cartagine, Cagliari, Carales, nel nome della dea Venere Ericina, la dea che non solo proteggeva la navigazione, ma diciamo assisteva i marinai nel viaggio nelle tre località, a Cagliari, a Caposantilia. Adesso è stata fatta la scoperta all'Illibeo Trapani di un Eracle di Nora, di un Ercole di Nora, sempre sulla stessa rotta tra Cartagine, la Sardegna, Nora questa volta, e la Sicilia. Quindi c'è questo circuito che lega le due isole, ma solo la Sardegna è una grande isola lontana, collocata al di là di un grande mare, ma queste isole erano in qualche modo collegate tra loro e collegate con il Nord Africa. Quando uno scavo porta alla luce un documento originale, come tante volte le è capitato, che cosa prova lei, i suoi colleghi, che cosa si prova? È una grande emozione, immagino. Beh, io ho visto i ragazzi al nuraghe Sant'Imbenia di Alghero togliere da un vaso i lingotti che avevano circa 3.000 anni e li toglievano uno per uno. E questi lingotti non finivano mai e i ragazzi si sono messi a piangere. Cioè veramente una cosa... Perché erano troppi o per l'emozione? Perché era una cosa del tutto inattesa. È una piazza di Sant'Imbenia, del nuraghe del villaggio di Sant'Imbenia ad Alghero,
dove si svolgeva il commercio e dove c'era veramente un commercio internazionale. E i suoi studi hanno fatto conoscere spesso anche meglio gli imperatori romani, Nerone, Diocleziano, Costantino. E a proposito di Nerone, ci sono parecchie cose che noi non sappiamo e che sa lei e sanno gli addetti ai lavori proprio su il legame di Nerone proprio con questa zona della Sardegna, con Olbia, perché Nerone, dovete sapere, aveva delle proprietà proprio qua, nei dintorni. Che cosa rimane? Rimane moltissimo, prima di tutto questo gigantesco architrave in granito che nel Medioevo è stato portato a Pisa, perché Nerone doveva essere ucciso nella congiura voluta proprio da Seneca per nominare un altro imperatore, doveva essere ucciso in occasione delle feste di Cerere. Si scoprì la congiura, Seneca fu costretto al suicidio e in Sardegna arrivò la notizia e per ringraziare la dea di aver protetto il suo uomo, Atte decide di costruire sulla collina di San Paolo, a Olbia, questo tempio per ricordare questo episodio straordinario. Davvero una ricchezza incredibile abbiamo in Sardegna, no? Certo. Basta guardare cosa abbiamo alle spalle. Noi alle spalle abbiamo una navicella, lo volevo dire questo, sì, perché ho un po' studiato per l'occasione. Ci dica. Non me ne vorrei andare senza dirlo. Certo. Allora, la navicella del nostro premio, ho letto il libro della De Palmas, è una navicella importantissima perché ci dimostra, primo, che i sardi navigavano, quindi che il mare sardo era percorso in tante direzioni, non solo verso l'Africa, anche verso l'Iberia e anche verso l'Oriente. Questa navicella è formata, se guardate, ha una testa, una protome bovina allungata con le corna, poi ha una colonna al centro, ha degli uccelli sulle fiancate e soprattutto c'ha le fiancate decorate con dei triangoli. C'è una cultura, stiamo parlando del 900 a.C. all'incirca, è una cultura incredibilmente importante, l'epoca dei giganti, per intenderci, quando appunto la Sardegna era aperta a un commercio internazionale. Adesso quando porterà a casa la navicella, ai suoi ospiti potrà raccontare e dire tutto questo. Bellissimo. Sarà bellissimo. Sentiamo per lei le motivazioni della giuria. Nato a Bosa, laureato in lettere classiche, ha studiato a Parigi, Bordeaux e Tunisi. Studioso del mondo antico ed in particolare della storia delle province romane del bacino del Mediterraneo e presidente della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine. È stato rettore dell'Università di Sassari, dove ha insegnato storia romana e ha diretto il Dipartimento di Storia, la Facoltà di Lettere e Filosofia, il dottorato di ricerca Il Mediterraneo in età antica. Storico ed epigrafista di fama internazionale, ha diretto gli scavi archeologici di Uchi-Maius e di Tignica in Tunisia. Fondatore e organizzatore dei convegni sull'Africa romana, ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui il volume Mare Sardum, che anche attraverso la scoperta di documenti originali descrive le merci, i mercati e gli scambi marittimi della Sardegna antica. Premio Navicella Sardegna 2022, Attilio Mastino. Per la premiazione chiamiamo Bastianino Mossa, presidente della FASI, che è la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia. Buonasera, benvenuto. Un piacere conoscerlo. Prenda pure il microfono. Grazie, io vi porto i saluti invece di tutti i sardi che abitano fuori dall'isola e che hanno usufruito anche nel passato della passione, della cultura del professor Mastino. Io, da ex matricola dell'Università di Sassari, medico veterinario, non è un onore, è molto di più. E anche perché lo dico da cittadino bulteino, dove c'è qualche altra navicella. Altre due navicelle, guarda caso lontano dalle coste, lontano dal mare. Questo è uno degli altri misteri nostri. Ecco, questo, noi siamo delle ambasciate culturali, i nostri circoli penso che li conoscete tutti e di questa cultura noi ne abbiamo tanto bisogno
anche fuori, ma soprattutto per le seconde e le terze generazioni degli immigrati. Ormai quelli di una certa età lo sappiamo, abbiamo fatto tutti i convegni, ma penso che quello che deve passare, tutto quello che lei ci ha detto, che ci ha raccontato, lo dobbiamo mettere a disposizione, ecco, di tutti. Consegniamo, Bastianino Mossa consegna la navicella ad Attilio Mastino, ecco, è bella, veramente bella, bellissima. Premio Navicella Sardegna 2022. Grazie, è stato davvero un piacere, davvero un piacere. Ed è ancora tempo di ringraziamenti doverosi ai nostri sponsor che naturalmente sono indispensabili per la realizzazione di questo premio, di questa bella serata, e sono la Fondazione di Sardegna e il Banco di Sardegna. Ringraziamo anche Bruno Busonera, orafo in Cagliari, Eurotarget Viaggi, Hotel Villa del Golfo, Hotel Abidoru, Hotel Gabbiano Azzurro di Golfo Aranci, Hotel Sporting di Porto Rotondo. A tutti grazie di cuore. Abbiamo anche i nostri sponsor istituzionali, grazie alla Regione Autonoma della Sardegna che ci dà il patrocinio. E due enormi grazie vanno per la collaborazione al Comune di Olbia, che naturalmente ci ospita, insieme al Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo. Grazie. E infine ringraziamo anche la stilista Meriem per i bellissimi abiti delle nostre assistenti di scena Arianna e Jasmine. Grazie. Autre cose je peux vous le rendre, Seigneur, car avec les soldats, mille toreros et pour plaisir, il sol est commun. Le cirque plein ce jour de fête, le cirque plein d'Iotama. Les spectateurs perdent la tête, les spectateurs s'interpellent à grand fracas. Apostrophe qui s'est attaché poussé jusqu'à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête du chant de cœur. Alors, garde, allora, toreador, et songe bien, oui, songe un combattant, et nel noir de regard, et que l'amour t'attend, toreador, l'amour t'attend, toreador, Alberto Gazzale, complimenti, grazie per questo suo bellissimo ingresso. Come cura questa sua voce dal registro così morbido e possente? Ma in questo periodo un po' poco, perché sono un paio di mesi che
che sono in semi-vacanza, diciamo, qui in Sardegna, finalmente ritornato per un po' nella nostra terra, e per cui ho goduto molto il mare, ho goduto molto le spiagge, la famiglia. Nel frattempo mi è nata pure una bambina. Auguri. Quindi mi ha tenuto un pochino impegnato, certo, in questo periodo, ma è stata una gioia enorme. C'è lì la mia compagna buonasera, benvenuta anche a lei. che ha fatto la cosa più importante. Ecco, questo perché è in vacanza, ma altrimenti in genere è un po' come allenare il fisico per un atleta, no? Immagino che ci vogliano, insomma, sacrificio, rinunce anche. Beh sì, sicuramente abbiamo tutti i problemi degli sportivi, ai quali dobbiamo aggiungere tutti i problemi degli intellettuali, cioè essendo un'attività, diciamo, veramente che impegna sia la voce, quindi bisogna stare col corpo in perfetta forma, diciamo, ma anche bisogna studiare molto, bisogna approfondire ciò che si affronta, per cercare di dare sempre qualcosa di speciale, qualcosa di personale soprattutto. Lei a un certo momento lascia Sassari per studiare a Verona e da lì ha sempre girato tutti i palcoscenici del mondo, i più importanti. Come è successo? Beh, c'è qui una navicella, no? Che in fondo rappresenta quello che tutti i giovani vogliono conoscere, sono curiosi, e non sempre si va alla ricerca di un obiettivo specifico, come diceva giustamente anche il regista Angius. Un artista non cerca mai diciamo un risultato, cerca di conoscere, di sperimentare se stesso, di fare una ricerca anche personale, interiore, e qualche volta non ti accorgi neanche, e quando ti fermi ti rendi conto di aver fatto delle cose, ma durante non hai tempo per pensare, sei in un vortice, no? In un vortice dove il momento in cui cominci a guardare quello che hai fatto vuol dire che è il momento del declino, invece bisogna sempre andare avanti e avere sempre il curriculum da scrivere davanti, questo per i giovani e quindi anche per tutti quelli come me che pensano di avere ancora tanto da scrivere, ecco. Sentiamo le motivazioni della giuria per lei. Nato a Sassari, diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Verona, ha debuttato come baritono nel 1997 nella Traviata al Teatro Regio di Parma. La Traviata, un ballo in maschera, Rigoletto, Il Trovatore, La forza del destino, Aida, Falstaff, Macbeth, Nabucco, Tosca, Madame Butterfly, Carmen, Manon Lescaut, Adriana Lecouvreur, Carmina Burana. Queste sono solo alcune tra le innumerevoli opere in cui si è esibito con straordinario successo, spesso diretto da mostri sacri come Riccardo Muti. Nel 2014 a Doha si aggiudica il premio dell'International Opera Award, che è una sorta di Oscar della lirica, come miglior baritono del mondo. I più famosi teatri del mondo, da Verona alla Scala, da Tokyo al Bolshoi, ne hanno apprezzato le qualità canore e decretato una fama di livello internazionale. Premio Navicella Sardegna 2022, Alberto Gazzale. Grazie. Premia Salvatore Rubino, vicepresidente della Fondazione di Sardegna. Ecco che arriva, buonasera, benvenuto. Ci rivediamo anche quest'anno. Buonasera a tutti e a tutte. Sono estremamente felice di consegnare questo premio. Io ho avuto la fortuna quella sera di essere a Doha ed è stata la prima volta che ho sentito Alberto. Oltretutto sono molto amico di tutti i fratelli, ne ha tantissimi, Alberto, fratelli, e non l'avevo mai incontrato. Quindi è stata emozionante. Quella sera a Doha si era creata un'atmosfera magica, la stessa che abbiamo sentito poco fa quando Alberto ha cantato.
Grazie Salvatore, grazie davvero. Procediamo ragazzi alla premiazione. Premio Navicella Sardegna 2022 ad Alberto Gazzale. Grazie ancora, complimenti, si goda questi ultimi scampoli di vacanze e poi si riprende. Run. Grazie, arrivederci. Abbiamo sentito prima Alberto Gazzale in Toreador, tratta dalla Carmen, un'aria molto famosa, accompagnato dal quintetto d'archi dell'Orchestra da Camera della Sardegna, un ensemble che è diretto, facciamo un applauso, dal maestro Simone Pittau, anch'esso premio Navicella di qualche anno fa. Allora ve li presento questi musicisti che hanno suonato anche all'inizio del nostro premio e sono Simone Pittau e Fortunato Casu ai violini. Salvatore Rea alla viola. Vladimiro Azzeni al violoncello. E Francesco Sergi al contrabbasso. E allora adesso vi lascio in loro compagnia, ci faranno ascoltare Divertimento per archi numero 1 di Mozart, ascolteremo il primo tempo allegro. L'Orchestra da Camera della Sardegna dirige il maestro Simone Pittau.
La storia è stata raccontata nel 13° capitolo del libro di Daniele. Si narra di Susanna, donna bellissima, moglie di Joachim e figlia di Chelchia, che viene sorpresa nuda in giardino a fare il bagno da 2 giudici anziani della comunità ebraica, i quali la minacciano. Se non si concede loro, la accuseranno di adulterio. Lei si rifiuta e viene portata in tribunale, è quasi condannata. Questa scena è stata dipinta dai più grandi pittori di tutti i tempi. Tintoretto ha raccontato Susanna splendida e voluttuosa. Il Caravaggio le ha dato un'aria cortese. Hayez l'ha fatta seducente. Rubens sorpresa. Rembrandt bellissima e terrorizzata. Tutti hanno dipinto Susanna e i vecchioni, perché era un affascinante testo, un nudo biblico. Picasso l'ha persino adagiata spezzettata su un moderno letto, ma nessuno è riuscito a raccontare Susanna vera, tranne una pittrice, Artemisia Gentileschi. L'ha dipinta con dolore, prima di andare a denunciare le violenze subite dal suo maestro di prospettiva, Agostino Tassi. In tribunale, per capire se stesse mentendo o meno, fu costretta a subire delle torture. La immaginiamo tenere il pennello tra l'indice e il medio, perché i pollici glieli schiacciarono durante il processo. Ma lei non cedette, e anzi lo urlò ancora più convinta che quel maestro non l'aveva rispettata. Artemisia era disgustata come Susanna. Artemisia era Susanna, e così la dipinse più vera di tutti. Nell'autenticità del dipinto della Gentileschi troviamo quella bellezza che ci fa commuovere, perché ci fa trascendere il fatto in sé, portandoci ad una dimensione del sentire. Non stiamo su noi stessi, ma diventiamo l'altro. Non siamo spettatori, siamo l'altro. E questo è un altro segreto che dobbiamo portare con noi in queste pagine. Virginia Saba, giocatrice di basket di Serie A, giornalista, scrittrice, abbiamo sentito. Ciao Virginia, buonasera, benvenuta. Buonasera a tutti, sono emozionatissima. Non ci credo. Davvero. Allora, partiamo dal tuo libro, Virginia. Abbiamo sentito da Marco Spiga un piccolo estratto, Il suono della bellezza. Che suono fa la bellezza? Ecco, ringrazio Marco perché non l'avevo ancora sentito leggere così. Anzi, forse è la prima volta che lo sento leggere. È successa una cosa, che mi sono concentrata su una musica che in un determinato momento della mia vita è stata importante, che sono le variazioni Goldberg di Bach. Una musica speciale anche perché poi Bach nasconde nell'unico autoritratto presente queste note, le 8 note del basso delle variazioni Goldberg al contrario, cioè noi le vediamo soltanto se abbiamo uno specchio, quindi è un enigma. Quindi perché queste variazioni sono così importanti per lui? Perché questo basso era così prezioso? Ho studiato musica, sono andata da una musicista, ho voluto capire questa musica, che era una musica che, narra la leggenda, è stata composta da Bach per consolare l'anima di un conte che non riusciva a dormire, che veniva suonata da questo ragazzino di 14 anni, Goldberg appunto. Sarà riuscita a consolarlo, a farlo dormire? Credo di sì, perché chiunque ascolti le variazioni Goldberg hanno un effetto speciale. E allora che ho fatto? Studiandole da profana della musica, ho cercato di capire che cosa volesse nascondere Bach in ogni variazione. Sono 32 e ho fatto quindi un percorso che è un percorso dell'anima attraverso tutti gli spunti che Bach ci offre. Non era solo un musicista, era un amante della filosofia, della Kabbalah, dell'esoterismo, quindi dentro i suoi spartiti ci sono temi come l'autenticità, ne abbiamo sentito, come la perfezione, la regola, il sentimento, l'amore, il silenzio. C'è tutto. Ho fatto questo viaggio come se fossero 32 stadi, no? 32 tappe. E alla fine hai trovato la fede. Ecco, sì,
Sì, perché insomma sono andata al contrario, no? Cioè di solito uno dice la fede è una cosa che uno sente, no? Chi è fortunato la sente. Certo. Io devo dire che invece poi studiando certe cose c'è stato poi un dipinto in particolare che è la Pala di Brera di Piero della Francesca, sulla quale mi sono concentrata un bel po', e devo dire che ha avuto gli effetti che ha l'arte spesso, cioè ti regala quella trascendenza, quelle sensazioni che tu pensi non esistano, no? Comunque ci vuole anche fortuna a percepirle. Devo dire che studiare è stato importante anche da quel punto di vista. E tu studi teologia? Continuo a studiare, ho quasi finito. Devo dire che negli ultimi anni è stato insomma quasi la mia salvezza, no? Perché studiare un po' ti aiuta ad affrontare tutto, ti permette di erigere quel pilastro che poi ti permette di affrontare qualunque cosa. Continuo. Questo diciamo nei tempi più recenti, ma abbiamo detto prima giornalista, hai lavorato per Sky, ti sei occupata di sport, ecco raccontaci anche di quegli anni. Sì, ho giocato a pallacanestro in Serie A2. Serie A2. Tra l'altro lavoravo in redazione, dicevo intorno alle 18 dicevo capo vado a fare merenda, in realtà mi cambiavo al semaforo, infilavo i calzoncini e le scarpe, facevo un'ora d'allenamento, non facevo neanche la doccia per tornare in redazione, quindi questa è stata la mia vita per un bel po' d'anni, per conciliare un po' tutto, perché era un lavoro anche la pallacanestro, e devo dire che adesso ho vissuto diverse situazioni, ma non ho ancora avuto un figlio, quindi non lo so, però lo sport è magico, cioè tu da bambina impari la vita. È stata proprio una palestra di vita, no? Per te. Sì, anche impari, che ne so, la questione degli spazi, c'è uno spazio tuo, c'è lo spazio degli altri, ci sono i tempi, c'è l'istinto, l'altruismo, l'egoismo, c'è un momento in cui devi essere anche egoista nello sport, soprattutto nello sport di squadra. E la cosa più bella penso che quando tu pensi di non farcela più, cioè non hai neanche più l'energia, riesci a fare quel passo in più che poi magari ti fa vincere la partita o dici ma da dove è uscito? Ed è una magia, per me lo sport sì è una magia. Allora Virginia, sentiamo a questo punto le motivazioni della giuria per te. È nata a Selargius, ha giocato a basket in Serie A2 nella squadra della Virtus Cagliari e ha iniziato i primi passi di giornalista presso l'emittente Videolina. L'essere balzata agli onori delle cronache come fidanzata di un ministro della Repubblica non ha offuscato il suo intenso percorso di vita interiore, che l'ha orientata verso gli studi teologici, psicologici, da cui è scaturito il bel saggio dal titolo Il suono della bellezza, note di vita e di filosofia. Un piccolo viaggio nell'anima, lo definisce lei, ricordando come la folgorazione ricevuta dinanzi a un'opera di Piero della Francesca l'abbia portata a riflettere su cos'è la fede, se esiste la verità, se ci sia un modo di sentire e interpretare la realtà senza limitarsi soltanto a guardarla. Premio Navicella Sardegna 2022, Virginia Saba. Premia Federico Diletti, membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Porto Rotondo. Eccolo, buonasera. Buonasera a tutti, io ringrazio a nome del Consorzio gli organizzatori perché ormai sono parecchi anni che questo prestigioso premio si tiene qui e quindi il Consorzio è lieto di rinnovare ogni anno questo appuntamento. Prego. Grazie. Virginia Saba, premio Navicella Sardegna 2022. Grazie a Virginia Saba, grazie anche al Consorzio di Porto Rotondo che ci ospita. Siamo giunti, devo dire, velocemente al termine di questa serata. Abbiamo un'altra navicella da consegnare
a una persona che è stato al servizio del paese per oltre 40 anni, prima nella Guardia di Finanza, poi a capo dei servizi segreti esteri e oggi presidente della più importante azienda di aerospazio, difesa e sicurezza italiana. Sale sul palco Luciano Carta. Buonasera, benvenuto. Prego il microfono. L'azienda di cui parliamo è Leonardo, quindi non c'è bisogno insomma di molte presentazioni. Generale, non è facile ripercorrere così in pochi minuti la sua lunghissima carriera, che è costellata da tantissime esperienze. Lei è nato in Sardegna, ma è andato via giovanissimo, a 18 anni, per formarsi dell'Accademia della Guardia di Finanza e poi da lì, insomma, ha preso il volo. Ci parli di questo suo percorso in maniera molto breve. Bene, intanto grazie per questo riconoscimento che mi inorgoglisce e veramente mi rende felice perché è un premio dato a un sardo in Sardegna dalla quale io sono andato via nel lontano 1975, appunto per la frequenza del corso d'Accademia a Roma, ma è Sardegna con la quale ho sempre mantenuto un legame fortissimo. Mi chiedeva di questi 40, sarebbero 45 anni in realtà, 45 anni trascorsi in uniforme dal 1975 al 2020, nei quali ho visto veramente cambiare un po' il mondo. Si è evoluto intanto il concetto di sicurezza a tutto tondo, sicurezza economica è cambiata la percezione che della sicurezza alla collettività hanno le istituzioni, si è compreso che sicurezza ed economia vanno di pari passo, cioè se non c'è sicurezza economica anche l'economia non marcia, non cammina. Si è evoluto, immagino se 40 anni fa, quando il mio primo incarico nel 1979, dopo la frequenza dell'Accademia, mi ritrovo in quel di Catanzaro, nella lontana Calabria, a occuparmi di contrabbando, che allora era una delle attività forse più importanti per la Guardia di Finanza. Se qualcuno mi avesse parlato di interrelazioni fra l'intelligenza artificiale e il crimine economico, avrei strabuzzato gli occhi e avrei detto ma di che cosa mi state parlando? Oggi è diventato il pane quotidiano. È diventato pane quotidiano, è un tema assolutamente all'ordine del giorno. È cambiato, ripeto, il concetto di sicurezza, è cambiato il mondo, cioè prima pensiamo solo questo, c'erano 3 dimensioni che sono le dimensioni naturali, cioè terra, acqua e cielo. Oggi sono 5. Oggi sono 5, c'è lo spazio e c'è il mondo cyber. Devo dire che fra questi mondi artificiali e quelli reali, probabilmente gli ultimi 2 che ho evocato sono diventati ancora più importanti, cioè le grandi sfide si consumano in questi 2 spazi che sono 2 spazi virtuali, ma che pesano sulla nostra vita. Quali si consumano delle dinamiche che pesano sulla vita di tutti quanti, sulla vita del mondo. Adesso... E generale, tra le tante tappe sue prestigiose c'è quella al vertice dell'AISE, diciamo quello che un tempo si chiamava Sismi, e proprio in quegli anni, questa è cronaca, lei ha contribuito alla cattura di Cesare Battisti, che era latitante da 40 anni, e anche al rilascio di 5 rapiti, operazioni queste di successo. Io so che c'è il massimo riservo su queste operazioni, però qualcosa ce la può raccontare, qualcosa dietro le quinte, quello che può. Mi ha anticipato perché diciamo che il riservo deve accompagnare
le attività di chi serve l'istituzione, come ho fatto io per 45 anni, anzi come continuo a fare. Poi mettiamoci pure la sardità, quindi che è il fattore sardo, che no? non so, il fattore sardo, insomma, non è da meno, ecco, non è da meno. Quindi ecco. Quello che le posso dire è questo, chiaramente, che è stato un momento di intima soddisfazione, ma non perché ci fosse un desiderio di rivalsa, di vendetta nei confronti di questo personaggio, ma perché era un atto di giustizia che credo che l'Italia e chi conosceva le vicende di quel periodo tragico, perché è stato un periodo tragico, si aspettava da 40 anni. Quindi dare una risposta di questo genere è stata una risposta che mi ha dato una grande soddisfazione e credo che abbia dato soddisfazione anche alla collettività nazionale. Ecco, lei, facciamo un applauso. Voleva parlare del suo lavoro a Leonardo. Sì, Leonardo, ci incuriosisce, ovviamente. Leonardo è sicuramente un'azienda che concorre, e mai come in questo momento ce n'è bisogno, concorre a creare sicurezza. È un'azienda manifatturiera che in questi anni si è evoluta tanto, è diventata un player fondamentale della innovazione, è diventata una protagonista della partita cyber che, come dicevo prima, è ormai, credo, la dimensione più importante, avete visto, è un settore delicatissimo e neanche a farla apposta gli attacchi cyber in questi giorni sono concentrati proprio su questo settore. Ecco, per capire l'importanza di questa dimensione che ho evocato, dimensione che era totalmente sconosciuta naturalmente 40 e rotti anni fa, quando io ho iniziato la mia avventura al servizio delle istituzioni. E sentiamo subito le motivazioni della giuria per lei. Nato a Carbonia, studi classici, plurilaureato, è stato per anni il volto pubblico della Guardia di Finanza come capo ufficio stampa. Carriera a Cagliari, Genova, Livorno, Bologna e poi Milano, dove negli anni di Tangentopoli svolge un ruolo decisivo come capo del nucleo di polizia tributaria. Ascesa rapidissima, a Roma diventa capo di Stato Maggiore della Finanza, quindi viene chiamato a guidare con riconosciuta maestria i servizi segreti. Qui mette a segno alcune complicate operazioni, tra cui l'estradizione di Cesare Battisti e la liberazione di diversi ostaggi del terrorismo internazionale. Autore di numerose pubblicazioni in materia fiscale, ha svolto docenze presso diverse università ed è stato consulente della Commissione parlamentare antimafia. Le capacità, il rigore, la tenacia, uniti ad una riservatezza tutta sarda, sono gli amici a dirlo, lo hanno condotto oggi a presiedere la Leonardo, una delle più importanti e strategiche aziende del nostro paese. Premio Navicella Sardegna 2022, Luciano Carta. Premi alla prefetta di Sassari, Paola De Sì. Buonasera prefetta, prego a lei il microfono. Sì, grazie, buonasera a tutti. Intanto un plauso davvero agli organizzatori di questo premio così prestigioso e veramente complimenti a tutti i premiati di stasera, a tutti i sardi davvero prestigiosi e soprattutto al generale Carta, perché è davvero per me un piacere consegnare a lei questo premio, soprattutto da sarda a un altro sardo, a un sardo delle istituzioni che ha dedicato e dedica, come è stato anche illustrato, il suo impegno appunto per le istituzioni con dei risultati così prestigiosi. Complimenti davvero. Grazie. Navicella. Premio Navicella Sardegna 2022 a Luciano Carta. Grazie davvero, grazie generale, grazie alla prefetta di Sassari, grazie ancora, complimenti.
Bene, abbiamo assegnato per questa sera almeno anche l'ultima navicella d'argento per quest'anno, per questo 2022. Adesso ci rimane un'ultima onorificenza da assegnare, un premio nel premio, che è stato istituito qualche anno fa dalla giuria come riconoscimento alle personalità di spicco nell'ambito della comunicazione, che lavorano nell'ambito della comunicazione. Un premio intitolato alla nostra carissima amica Olimpia Matacena, che è scomparsa prematuramente, che ha presieduto per tantissimi anni questo premio con grande amore, con grande tenacia, grande impegno, grande passione. E lei sarebbe stata contenta di ricevere questo applauso oggi dal pubblico. E allora conosciamo insieme chi è il premiato di questa sera. Osho Palmaroli. Ciao Federico, benvenuto da questa parte. Buonasera a tutti, grazie. È difficile non ridere, io ho visto tantissime volte queste vignette in questi giorni, però effettivamente è difficile stare seri. Intanto i suoi fotoromanzi, le sue vignette satiriche, lei è stato definito proprio il re della satira politica in questi ultimi anni. Lei le fa per divertire oppure insomma per punzecchiare, per far riflettere? No, io non ho questo ulteriore scopo di far riflettere, nel senso, poi ognuno ne fa quello che crede, però io tendo fondamentalmente a far divertire, poi siccome poi riscontro, siccome sono molto egocentrico, sicuramente è anche un ritorno per me, però non ho questa missione di far riflettere, che si attribuisce comunque alla satira, ma io non ho quell'obiettivo. Tra l'altro lei fa un altro lavoro, no? Continua a fare un lavoro normale, sì, diciamo così. Molto borghese. E quindi questo lei lo considera come un hobby? Lo considero un hobby, anche se effettivamente l'impegno non è più quello di un hobby, però comunque continuo ad avere un approccio come se fosse un hobby, e questo sicuramente è utile anche a livello creativo, secondo me. Abbiamo visto alcune delle sue vignette tratte dalle più belle frasi di Osho, appunto, maestro spirituale indiano. Buonanima. Buonanima. E che realmente impazza sui social, è un continuo scambio, tutti se li scambiano queste vignette sui social. Lei se l'aspettava questo successo quando ha iniziato così un po' per gioco? No, non me l'aspettavo, perché è iniziato ancora più per gioco di come è adesso, che in realtà non è neanche più tanto per gioco. Non me l'aspettavo perché non avevo nessuna velleità di fare la web star, anche perché ho cominciato nel 2015, che già comunque avevo un'età abbastanza avanzata, non certo da influencer, e quindi non me l'aspettavo. Poi devo dire che insomma, dopo che ho abbandonato il famoso maestro spirituale indiano, che comunque è stato un obbligo, diciamo, perché mi stavano per fare una guerra che insomma, conoscendo i soggetti, insomma, non era proprio il caso, e quindi ho cominciato a fare satira politica, e in realtà mi è un po' esplosa tra le mani questa cosa. Vogliamo vedere insieme, così magari Sì. le commenta lei, altre vignette? Ecco, chiediamo alla regia se ce le manda. Allora, vediamo. Vada. Beh, questo era il momento in cui il vaccino non si poteva scegliere ancora, no? C'era l'AstraZeneca, mi sembra, insomma, quello che ti davano te lo prendevi. Forse qualche ministro, ho pensato che visto appunto il ministro poteva sceglierselo, ma per un semplice fatto, appunto, ammazza il bel capello che ha fatto Johnson & Johnson, perché comunque c'era questa chiama fluente, perché il Johnson & Johnson Speranze Sileri. era vaccino e balsamo tutto in uno.
Vediamo la successiva. È una polemica innescata, ovviamente non poteva essere altrimenti, dalla Boldrini per questa statua della spigolatrice di Sapri, insomma, che ha le forme molto evidenti effettivamente, una statua di bronzo molto bella, essendo di bronzo ho immaginato per attrarre i due bronzi più famosi che abbiamo in Italia, cioè bronzi di Riace, ma se rimedi al numero di questa spigolatrice, tanto non andiamo con questi cazzetti, effettivamente non è che abbiano proprio questo. Andiamo avanti. Questa è una vicenda di cui in realtà ha avuto un eco inferiore rispetto a quello che mi sarei aspettato, perché a un certo punto appunto Camilla Parker, la moglie di Carlo, sentì al COP26, che era una conferenza sul clima, questo peto lungo e rumoroso definito da lei, e così il primo che si è preoccupato ovviamente, anche se ha equivocato, è stato il Papa, che gli fa: ma dice che ha cominciato a sganciare bombe, ma non ha capito di che bombe si parlava. Ancora avanti. La battaglia del Quirinale sicuramente è stato un momento politico rispetto, insomma, ai temi della pandemia, che poi dopo anche la guerra, Berlusconi a un certo punto, dopo aver insistito, insomma, per candidarsi, rinuncia al Colle e fa un passo indietro e magari con un altro obiettivo. A te quando te scade il mandato gli chiede al Papa, stava vagliando tutte le possibilità da papi a Papa, diciamo, ecco. Qua, quando l'Italia, qua siamo nel pieno del conflitto in Ucraina, l'Italia esce fuori dal mondiale, ognuno ha i suoi problemi, diciamo, insomma, questo era. Però intanto Zelensky giustamente, insomma, chiedeva le armi, e qua in un momento dice: ma che dice Draghi, ci rimanda carri armati? Mo sono appena usciti dal mondiale, sinceramente non me la sento rompere le palle per queste cazzate. Effettivamente, insomma, i problemi nostri erano molto, molto più seri. Però devo dire che in Italia i mondiali sono un argomento serissimo. Beh sì, poi la seconda volta, insomma, quindi non... Allora, è in corso una campagna elettorale a proposito di politica, no? Per le politiche alla fine di settembre. Intanto, visto che lei prende di mira i politici, quindi li studia, eccetera, li segue ovviamente perché deve sapere tutto della politica, loro la seguono, si lamentano, qualcuno ha avuto... Sì. No, mi seguono, non si lamenta, diciamo, quasi nessuno. Forse una volta c'è stato Dini, che per una vignetta che feci, no, ma è stato curioso questo fatto, lo racconto perché c'è stata anche un politico donna che si è lamentata, ma poi si è chiusa immediatamente. Praticamente la notizia era, io collaboro con un quotidiano romano che si chiama Il Tempo, la notizia era che praticamente Dini abita un palazzo della Banca d'Italia e pare che, insomma, adesso non vorrei beccarmi una guerra, però pare fosse moroso, ma magari ha sanato tutto, e comunque se ne doveva andare, in poche parole, ecco, questo era il discorso, e quindi dovevo fare la vignetta su questo. Quindi trovai una foto, per fortuna trovai una foto di Dini che parlava con Fini, e Fini gli diceva: se ti serve una casa posso chiedere a mio cognato, che comunque... no, ma la cosa bella è che Dini si è molto risentito per questa cosa e Fini no, che forse doveva essere più il contrario. Infatti, è curiosa questa sì, cosa, infatti, insomma. Vediamo le motivazioni del premio per lei. Romano de Roma. Nato nel 73, anno dell'austerity e delle domeniche a piedi, il giovane Federico cavalca subito la sua verve umoristica abbinata alla sua romanità e alla formazione umanistica. Vignettista e giornalista, collabora con alcune testate satiriche e con programmi TV importanti come ad esempio Porta a Porta di Bruno Vespa. Questa sua capacità di coniugare il serio e il faceto, di scoprire i poli opposti in ogni cosa, è resa evidente dal titolo che ha scelto per il libro, che ha sancito la sua identificazione con Osho, come ormai tutti lo chiamano, vedete fa poco spiritoso, è un inno alla contraddizione, dove ogni cosa seria ha il suo doppio risibile, dove tutto si sdrammatizza ma non si cancella. Il successo del sito Le più belle frasi di Osho mi ha indirizzato la carriera su orizzonti ai quali forse non aveva mai pensato, ma che a noi intrigano e divertono, facendoci scoprire un grande innovatore della comunicazione. Premio speciale Olimpia Matacena 2022 a Federico Palmaroli. Premio Maria Antonietta Porcu, che è della direzione Sardegna Nord Penisola del Banco di Sardegna.
Eccoci. Grazie, buonasera a tutti. E porto intanto i saluti del nostro presidente Giancarlo Farre e del direttore generale Giuseppe Cucurese, che oggi non sono qua. E io sono molto contenta di essere ancora una volta qui presente a questa manifestazione con questa finale che è stata divertentissima, veramente complimenti. Complimenti per aver ricevuto questo premio. Il banco accompagna, oltre al nostro lavoro tradizionale, che è un po' meno esilarante, e comunque manifestazioni importanti come questa, oltre sportive, insomma, accompagniamo tutto ciò che c'è in Sardegna. Volevo fare i complimenti anch'io a questi figli prestigiosi di Sardegna per questi premi che anche oggi sono stati destinati. E la devo chiamare Federico o Osho? Osho, ancora complimenti. Grazie mille. Allora il premio speciale Olimpia Matacena del 2022 va a Federico Osho Palmaroli. Dedicare il premio a Carolina. Benissimo, grazie. Grazie, ringraziamo anche Maria Antonietta Porcu del Banco di Sardegna e adesso davvero dobbiamo salutarci, ma prima io inviterei per qualche secondo per gli ultimi ringraziamenti il presidente della giuria del premio e vi chiedo anche un applauso per la giuria del premio Navicella, Franco Cucureddu. Ciao Franco. Grazie a tutti voi, grazie a tutti coloro che hanno seguito questa serata dal vivo e grazie a tutti coloro che la stanno seguendo su Videolina. A me spetta segnalarvi la giuria che ha lavorato per qualche mese per selezionare numerosi nomi, come diceva giustamente la conduttrice, abbiamo un elenco per i prossimi 3-4 anni, i sardi che danno lustro alla Sardegna nel mondo, in Italia, che hanno attraversato il Tirreno, e la navicella appunto è doppiamente simbolica, poi dirò perché, sono tantissimi e anche noi tutti gli anni ci poniamo il problema, ma forse li stiamo esaurendo, no, è una miniera inesauribile. La giuria in rigoroso ordine alfabetico è composta da Beppi Anziani, Aldo Brigaglia, Alessandro Collini, il figlio della compianta Olimpia Matacena, Mondino Ibba, Serafina Mascia in rappresentanza della Fasi, ma credo che il neopresidente che è stato qui sul palco l'abbia delegata ancora a rappresentarla, a rappresentare la Fasi nella giuria per il futuro, Lorenzo Mugiano che è instancabile e senza di lui sarebbe veramente difficoltoso portare avanti il premio, Anna Piras, Giovanna Palimodde e Salvatore Rubino che è stato già sul palco. Mi preme ringraziare, è stato già fatto, ma veramente consideratelo un ringraziamento aggiuntivo per tutto ciò che fanno e per la mano che ci danno, importantissima, il Comune di Olbia, qui rappresentato da Sabrina Serra, ma non solo qui, anche in questi mesi di duro lavoro per l'organizzazione, così come il Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo. In maniera particolare abbiamo messo sotto pressione il presidente Salvemini, ma soprattutto il direttore Paolo Manca, che quest'oggi non è con noi per la prima volta, forse dopo tanti anni, e tutte le autorità che sono qui presenti e che non le cito perché correrei il rischio sicuramente di dimenticarne qualcuna. Per tutti cito la signora Sua Eccellenza Paola Dessì, prefetto di Sassari. Voglio solo citare, ed è un'eccezione che faccio, la Marina Militare, la Guardia Costiera, alla quale siamo particolarmente legati. Se il premio è rappresentato dalla navicella, se si tiene nel primo sabato di settembre, lo si deve anche al fatto che c'è stato un legame, c'è un legame strettissimo e il 9 settembre ricorre la commemorazione della più grande tragedia della Marina italiana, che è l'affondamento della corazzata Roma proprio al largo delle coste sarde, e non dimentichiamoci che questo evento è nato proprio nell'ammiragliato di Cagliari. Le prime 3 edizioni si sono svolte a bordo della Palinuro e nell'ammiragliato proprio grazie all'impegno di Olimpia Matacena e dell'ammiraglio Roberto Baggioni. Un ringraziamento ancora ad Antonio Cauterucci per la grafica e i contributi video, a Simone Serra per il coordinamento, alla troupe di Videolina.
E naturalmente un ringraziamento a chi ci sostiene finanziariamente, in primis la Fondazione di Sardegna, a tutti gli altri sponsor, in particolare al Banco di Sardegna, che è sempre presente a questo evento e che quest'anno con grande generosità sostiene la pubblicazione, una prestigiosa pubblicazione dei 20 anni di premio, dal 2002, quindi 21 edizioni, verranno raccolte in un libro prestigioso con tutti i 160 nomi dei quali parlava prima, e quindi sarà una bella pubblicazione che consegneremo naturalmente a tutti i premiati del passato e quelli odierni. E, infine un ringraziamento all'Orchestra della Camera della Sardegna diretta da Simone Pittau, anche lui premio Navicella credo nel 2013, al nostro grande attore Marco Spiga, e al vero pilastro sul quale si regge questa cerimonia, che è la bravissima Egidi Angela Secchi. Esagerato, grazie. Grazie al Presidente della giuria Franco Cucureddu. Davvero io vi saluto, vi ringrazio e speriamo insomma che questa serata sia stata di vostro gradimento. Vi lascio in compagnia adesso dell'Orchestra da Camera della Sardegna con un brano di Ennio Morricone tratto dal nuovo Cinema Paradiso. Musica Maestro. Noi ci vediamo l'anno prossimo. Arrivederci.